Un viaggio sul territorio per condividere un progetto sulla sanità nel Tigullio. Il Comitato Assistenza Malati Tigullio lo ha promosso a partire da gennaio con 7 incontri dislocati in varie zone del territorio. Si è partiti da Chiavari, dove è stata lanciata la proposta ad amministratori e operatori del settore. Le tappe successive hanno toccato la Val Fontana Buona con l'incontro a Calvari, la Valle Sturla e la Val Graveglia a Carasco, per poi spostarsi in Val Petronio e Sestri Levante. Infine il Tigullio occidentale con Santa Margherita Ligure e successivamente Rapallo. L'intenzione degli organizzatori è stata quella di recepire le istanze del territorio nella sua estensione e diversità, per arrivare a redigere le proposte concrete che valorizzino quest'area decentrata rispetto al capoluogo Genova, ma non per questo meno importante. Ho questa sensazione che nelle stanze dei bottoni non si voglia sviluppare, non si voglia migliorare la sanità in periferia, che si voglia accentrare nel capoluogo, e questo non va bene. Noi abbiamo lavorato, ci siamo dati da fare, raccogliamo fondi, ci battiamo eccetera eccetera, e vogliamo migliorare la sanità qui nel Tigullio, perché da Genova alla Spezia ci vuole una buona sanità nel Tigullio. Ne è scaturita una pubblicazione che sostanzialmente rimarca quella che il Comitato aveva lanciato con un incontro pubblico nel 2015, ripresa dal piano sociosanitario approvato dalla Regione Liguria nel 2017. A rafforzare il documento la coesione di intenti tra più realtà del territorio, incontrati in questi mesi, con capofila i sindaci del Tigullio. Il tema di questa sera è stato: i sindaci sono una parte importante per la difesa della sanità nel nostro Tigullio, quindi bisogna che si impegnino. Noi ci rivolgiamo ai sindaci affinché facciano sentire la loro voce nella conferenza dei sindaci e in regione, indipendentemente dal partito a cui appartengono. Qui non ci sono partiti, i malati non hanno partito, sono ammalati, quindi vanno aiutati, e per aiutare i malati ci vuole una buona sanità. Per la buona sanità ci vogliono delle buone strutture, ci vogliono dei buoni medici. Questo è quello che chiediamo.